antifascista che ha preso contatti con le AM, e fondamentalmente sulla base di questa alleanza, di questi contatti, si è creata quello che lui definisce un fronte antifascista italo-greco, che si è opposto invece al fronte italo-germanico fascista, che era quello che raccoglieva alcuni ufficiali della API, tra cui il direttore Gandin e i tedeschi. Ora, per concludere, per non essere troppo, per non parlare troppo, oltre ad alcune pubblicazioni che poi hanno divulgato questa interpretazione del fronte antifascista italo-greco a Cefalonia, come ad esempio il libro Romanzo storico di Vangelis Sarkatos, che è anche lui appartiene all'area comunista, e che fondamentalmente racconta la storia della sorte di Nizza a Cefalonia, e il suo romanzo fondamentalmente narra anche della strage di Cefalonia nei termini in cui l'aveva narrata anche Lucatos. È interessante anche notare che Lucatos, nell'introduzione al suo libro, dice la memoria italiana è stata molto più avanti rispetto a questa, perché gli italiani hanno studiato la memoria di Cefalonia, hanno valorizzato questo elemento, questo evento della memoria collettiva, nella costruzione, nella ricostruzione dopo guerra, mentre invece la Grecia ha dimenticato questo elemento, invece deve essere parte della memoria nazionale. Purtroppo manca ancora una ricerca storica. Quello che io ho rappresentato oggi è fondamentalmente quello che avviene nello spazio dell'interno nazionale, per cui sarebbe interessante invece fare un'indagine sulla memoria locale della strage, come ad esempio la stampa locale sì, e come ha narrato l'evento, però è una ricerca molto difficile, anche molto costosa. Un'ipotesi di ricerca che io lancio e che vorrei poi sviluppare in futuro è che in realtà sarebbe interessante vedere la pluralità delle memorie. Perché anche quella Filo e Anna è in realtà una memoria che coglie solo in parte tutte le esperienze, tutti i modi in cui, i differenti modi in cui i greci hanno vissuto la strage di Cefalonia, e in effetti vi sono delle memorie sull'isola, questo l'ho dedotto da alcune ricerche anti-Anna ancora oggi, no? E sarebbe interessante vedere come queste sono sviluppate per dare una pluralità anche a queste immagini. Appunto, recentemente anche la Commissione Storica Italo-Tedesca ha consigliato di fare una storia dell'esperienza, anzi forse delle esperienze, della pluralità in cui la guerra fu vissuta in quegli anni. Un'ipotesi di ricerca che sarebbe interessante da verificare è la divisione tra esperienza e memoria personale e nazionale, quella di cui un po' ho parlato all'inizio. Probabilmente nei primi anni del dopoguerra i legami personali e l'identificazione con gli italiani, gli autori di vittima, erano ancora percepiti come afferenti esclusivamente al piano personale, in contraddizione con la necessità di costruire una memoria nazionale dell'occupazione. Nella seconda fase, invece, queste memorie pro-italiane sono state trasferite sul piano della memoria nazionale e hanno assunto lì un ruolo funzionale alla ricontrattazione delle forme e delle modalità in cui questa memoria si era formata nei primi anni del dopoguerra. Quindi hanno assunto una funzione all'interno di uno spazio comunicativo diretto. E con questo concludo e vi ringrazio. C'era un libro comico degli anni 70 che diceva che dopo il film, cioè dopo la cosa importante, c'era il dibattito e veniva visto come una cosa disastrosa. Parlare di storiografia dopo le relazioni importanti sentite darà sicuramente lo stesso effetto. La storiografia è vista come una cosa noiosa, un rielaborare, riflettere sui libri, sugli studi fatti nel corso del tempo.
qualcuno l'ha detto anche una cosa inutile. Io non credo sia inutile, perché parlare oggi o domani di Cefalonia è difficile farlo se non si ha presente il corso degli studi e come si è sviluppato. E credo sia ancora più importante parlarne oggi, quando ovviamente parlare di Cefalonia, voi lo sapete, significa parlare almeno di seconda guerra mondiale, 8 settembre e resistenza. Questi tre straordinari pressi tematici su cui si è pensato una storiografia, una pubblicistica assai ampia in Italia e non solo, si riassumono sotto questo nome. Credo sia importante parlare anche di storiografia quest'anno, quando l'8 settembre sarà una mia impressione, ma è stato poco sentito da questo paese, ha distratto da cose ben più importanti, e quindi forse ricordare che un certo silenzio distratto e anche con scarse pubblicazioni nuove, non tutte di valore eccelso, uscite quest'anno nel 70°, è uno dei modi con cui si parla del 8 settembre, quindi Resistenza e quindi Cefalonia. Ben altro spirito c'era nel 2003, 10 anni fa, nel 60°, molto pugnace confronto di interpretazioni storiografiche, e in fondo anche nel 50° e nel 93, non solo su Cefalonia. Il 93 fu importante per lo studio di Cefalonia, perché era uscito da poco il volume di Gerhard Schreiber in Germania e poi la dottrina Gara, e poi è l'anno in cui è uscito appunto il volume, l'unico volume di studi, il primo volume serio di studi curato appunto da Rochard assieme a Venturi. E ancora diverso era il modo di parlare dell'8 settembre nel 40°, nell'83, che a noi pare ormai lontano, ma se andiamo a rileggere le pubblicazioni di studi, la retorica pubblica di quegli anni, la troviamo così immersa nel tempo ancora della guerra fredda. Insomma, la storiografia è utile, credo, per acquisire una profondità storica di giudizio, ed è utile anche perché aiuta un po' a districare quello che Maris Neghi, introducendo la giornata stamattina, ha definito un groviglio complicato di studiare, che dovrebbe essere il compito degli storici, ricordare, che è compito auspicabile di una nazione e anche di uno Stato, e vivere nel proprio tempo, che è compito di ambedue, che comunque è qualcosa che fanno ambedue. Gli storici sono, le storiche sono donne e uomini del proprio tempo, e la storiografia può contribuire a mettere in relazione gli studi originali che fanno, l'accumulazione di conoscenze nuove, con il tempo che si vivono. Io, qualcuno dei presenti mi scuserà, continuo qui un discorso, certe parti riprendo, anche un discorso che ho già iniziato in altri incontri su Cefalonia, su 8 settembre, segnatamente un convegno di qualche tempo fa svoltosi a Messi, ce n'è stato un altro a Rovereto, a cui non ero presente, ma a cui ho sentito informazioni, e poi c'è stato un incontro a Verona pochi giorni fa. Ed è un discorso che continuo, cercando di sviluppare capitoletti un po' diversi, per dimostrare che è sbagliato dire sempre la Resistenza, sempre Cefalonia, sempre la stessa retorica. Almeno no, le retoriche, gli studi storici cambiano. Io ho provato a coniare, parlando di Cefalonia, entrando nel tema, una definizione che è di 5 decenni ritardati di scritti su Cefalonia, in cui si è scritto, si è studiato, ma poi non così tanto. In qualche modo i relatori di oggi hanno ripreso o condiviso questo giudizio, parlando di oblio, di silenzio e altri vari termini, e poi invece di 2 decenni accelerati, gli ultimi 20 anni in cui di Cefalonia hanno parlato tutti, a mio avviso anche troppo. Vediamo un po' come se ne è parlato, assai rapidamente, schematicamente, perché vorrei provare a essere più sintetico di altro. Allora, è stato, anche perché alcune cose sono state già accennate, procederò grosso modo per decenni, per falcare, per arrivare all'ultimo volume di Maier, che a me avviso è molto utile, su cui vale la pena riflettere anche storiograficamente. Allora, immediatamente al 45, la Resistenza e pro quota Cefalonia è rivendicata dalle istituzioni, una cosa che è impensabile, è stata impensabile negli ultimi 20 anni,
sinteticamente li chiamerò berlusconiani, che non sono solo berlusconiani, ma certo, diciamo, in questo ho pesato molto. Ecco, la resistenza del 45 Cefaloni era fatta proprio dalle istituzioni. Il Ministero della Guerra pubblicava volumi su Cefaloni. E in essi, in quei primi anni, si coniugavano in maniera non oppositiva le istituzioni e il popolo, Gandin e i tenenti o capitani e i soldati di cui si è parlato. E si accennava in qualche modo a questo referendum, che poi c'è stato, non c'è stato, ma all'inizio si parlava di resistenza, si parlava di Cefaloni. Poi è venuto il tempo, i lunghi inverni della guerra fredda, in cui non si è parlato sostanzialmente di resistenza, se ne parlava sempre meno, l'Italia ufficiale ne parlava sempre meno. Una certa Italia continuava a vedere lì, a ragione a mio avviso, il punto di nascita della Repubblica e della unica democrazia che questo paese ha conosciuto. Però l'Italia ufficiale taceva. E quindi si è taciuto anche di Cefaloni, non è una sorpresa da questo punto di vista. Negli anni 60 e segnatamente di più negli anni 70 si è tornati a parlare di resistenza, clima di apertura più nuovo, e in particolare negli anni 70 le stesse istituzioni militari hanno voluto tornare a parlare di resistenza o, nel loro linguaggio, del contributo delle forze armate alla guerra di liberazione. Ma ne hanno parlato, l'hanno rivendicato. E si è cominciato a parlare di resistenza militare, resistenza dei militari, sono cose molto diverse tra di loro, ma insomma se ne è parlato e quindi si è tornato a parlare di Cefaloni. Gli anni '80 hanno visto discussioni molto aspre sul fascismo e quindi anche sulla resistenza, e il concetto di resistenza militare è stato, o dei militari, è stato piuttosto discusso. Fino a quando? Mettiamo due punti. Promemoria sono cose forse agli esperti noti, ma insomma tra il 1991, quando esce il volume di Claudio Pavone, più volte implicitamente ricordato oggi, sulla scelta, sul saggio morale sulla resistenza, da un lato, e perché qualche volta si cita solo questo volume, ma è solo, secondo me, pur importantissimo, tiene solo una parte del dibattito sulla resistenza. Quindi da un lato Pavone 91 e 2000 il dizionario storico della resistenza curato da Collotti, Sessi e altri per Einaudi. Ecco, in questo decennio si codifica un'interpretazione delle resistenze che era già presente nei decenni precedenti, ma che lì viene codificato ed esplicitato, per cui a differenza del 45, a differenza degli anni 50, fino agli 40, anni 50, in cui il leader comunista come Longo poteva pubblicare un titolo un popolo alla macchia, ecco, a differenza di quell'interpretazione lì, ecco, tra il 1991 e il 2000 si codificava che le resistenze erano plurime e come nel corso degli anni 60-70 si era insistito che la resistenza era un fiume alimentato da vari orientamenti culturali e politici, beh, insomma c'era posto in esso anche per la resistenza. Ma purtroppo gli ultimi 20 anni non sono stati solo questo. Da un lato c'è stato Pavone e Collotti, semplifico brutalmente, ma dall'altra parte c'è stato, io lo chiamo un attacco alla resistenza, non perché la resistenza non debba essere attaccata, ma perché è stato pensato e pianificato come un attacco a sgretolare questa interpretazione, chiamiamola plurale, delle resistenze. Quindi la guerra e la liberazione d'Italia era stata un'altra parte della storiografia, ma soprattutto della pubblicistica, ma che ha avuto un immenso eco nell'opinione pubblica. La guerra è stata vinta solo grazie alle potenze anglo-statunitensi, la resistenza era quella che sparava nel triangolo della morte, diciamo così, emiliano e non solo, del post 25 aprile. La resistenza era quella che aveva ammazzato i poveri vinti, tra virgolette, della Repubblica Sociale Italiana. La resistenza era la retorica. In questo dibattito è chiaro che Cefaloni stava strettissimo. Negli ultimi 2 decenni, in questi che ho appena molto brutalmente semplificato, si è tornata a parlare molto di Cefaloni e ognuno ne ha parlato a modo suo.
a seconda di queste fondamentalmente due diverse interpretazioni, articolate in una pluralità di soggetti. Ecco, in un'altra occasione ho provato a enumerare i soggetti che negli ultimi 20 anni hanno parlato di Cefalonia, e sono praticamente, a mio avviso, almeno una dozzina. Storici ufficiali, c'è stata una commissione ufficiale sulle resistenze militari all'estero, polemisti, quelli che hanno avuto lo spazio maggiore, Paoletti, Filippini, Nani, giornalisti, è stato menzionato Piani, pubblicisti, un romanzo come quello di Alfio Caruso, presidenti della Repubblica, che hanno fatto il loro discorso pubblico sulla resistenza, soprattutto testimoni, perché è vero che nei decenni precedenti spesso, come è stato ricordato oggi, l'unica memoria di Cefalonia era stata affidata nel silenzio della Repubblica ufficiale ai testimoni, agli protagonisti e quindi alla memoria mistica. Ma è soprattutto negli ultimi 20 anni, se andate a fare un po' i conti quantitativamente, che sono state edite molte memorie di sopravvissuti purtroppo a Cefalonia. E poi ci sono stati i critici, le associazioni che hanno scritto e non scritto, i magistrati che hanno indagato, i diplomatici, gli uffici storici ministeriali, soprattutto di Forze Armate, e solo alla fine gli storici, di questa dozzina di attori che ognuno parla un proprio linguaggio, persegue i propri scopi, e diciamo solo alla fine gli storici hanno parlato di Cefalonia e non sono stati molti. Allora, questo è il quadro, secondo me, che dobbiamo avere presente se oggi o domani vogliamo parlare di Cefalonia. Se non abbiamo in mente questa lunga, più o meno densa serie di pubblicazioni, rischiamo di ripetere cose già dette, ne abbiamo sentite nei giorni, nei mesi, negli anni scorsi, oppure ricadiamo in affermazioni che già la storiografia, la pubblicistica ha superato. Io vorrei soffermarmi sul volume di Maier. Potrei dettagliare molto quello che diciamo adesso, ma non posso, non voglio. Che insieme a Carlo Gentile, come ha ricordato Lutz Klinkhammer, è uno dei pochi che ha studiato. Purtroppo Gentile, non Gentile lui, ma gli scritti di Gentile stanno chiusi ancora nelle procure, quindi noi non possiamo leggerli se non per frammenti, ma possiamo anche pensare che il suo scrivere sia molto legato al discorso giuridico e alla ricerca di responsabilità individuali, come stesso Klinkhammer ci ricordava oggi. E sia Klinkhammer per il versante tedesco, sia De Paulis per il versante italiano ci hanno ben spiegato quali sono le logiche delle giustizie, o come ha voluto rimarcare il nostro Presidente, degli apparati giudiziari, che cambiano nel corso del tempo. Quindi, in attesa che gli studi di Carlo Gentile possano diventare pubblici e organizzati, dobbiamo confrontarci con Maier. E lo suggerisco di farlo, perché a mio avviso il libro è di straordinario interesse. Non lo condivido tutto personalmente, ma lo considero di straordinario interesse. Per le fonti, finalmente abbiamo uno studio, dopo il volume di Schreier, dopo sugli interati militari che dedica alcune pagine a Cefalonia, dopo l'intervento di Schreier nel volume curato da Scià e Venturi, abbiamo finalmente un'ampia analisi di molte fonti tedesche e direi di alcune fonti greche. Abbiamo un altro merito di Maier, il tenere insieme la guerra, non solo Cefalonia, ma la guerra 39-45 tedesca, nazista, e il dopoguerra non tanto denazificato della Germania. E quindi, insomma, abbiamo, terzo merito a mio avviso, fare la storia di Cefalonia da un punto di vista molto particolare, che è la storia del reparto che è intervenuto a Cefalonia, come ci ricordava oggi anche il dottor De Paolis. A mio avviso già solo questi meriti aiutano a superare il provincialismo italiano e molte delle guerre ideologiche, storiografiche, molto pubblicistiche e politiche,
che si sono combattuti negli ultimi 20 anni, no? Le guerre italo-italiane. Leggere con attenzione Maier può aiutarci a superare questo. Devo dire che ho almeno 5 punti di come dire, distanziamento rispetto a questo testo. Intanto Maier non è uno storico. Possiamo dire che è uno studioso positivista che accumula e ha accumulato una straordinaria quantità di documentazione e quindi ci riversa queste conoscenze, ma dire che il suo volume sia un libro di agile lettura o che sia storiograficamente come dire, responsabile e consapevole non lo direi. Non c'è un metodo storiografico e le riflessioni sono spesso basate su semplice lettura del documento e non una conoscenza lunga di tutta la storiografia. Non sempre supera gli stereotipi anti-italiani che sono comuni, ce lo diceva ancora oggi Klinkhammer, nel mercato tedesco. Ancora, vede la storia italiana, è interessata a cosa dicono, a cosa fanno gli italiani a Cefalonia, ma non vede le fonti italiane. Sì, cita qua e là alcune carte dell'ufficio storico, ma non le vede tutte. Ha, come ho già detto, l'aspetto positivo di vedere le fonti greche e di tener conto non solo come spettatori dell'operato dei greci e della resistenza greca nella vicenda di Cefalonia, però sono solo spunti e non porta sino alle ultime conseguenze di queste intuizioni. Quindi io considero molto positivamente, ma ho anche qualche riflessione da fare, qualche prevenzione contro questo testo. Ma è molto interessante leggerlo rispetto a quanto i decenni del passato ci hanno detto su Cefalonia e hanno scritto su Cefalonia. Abbiamo detto che intorno al 45 le istituzioni erano il luogo centrale di vedere la resistenza e vedere Cefalonia. Se nel 1945 era fondamentale sapere che cosa aveva scelto Gandino o meno, Maier, qui iniziano gli aspetti molto positivi del testo, vede in realtà uno Stato italiano in completo disfacimento, in cui gli ordini sì ci sono, può darsi che rimangono negli archivi, ma non sempre passano, non sempre arrivano, non sempre operano. E in tutto l'opera, in tutta la narrazione che Maier ci fa di Cefalonia, il ruolo di Gandino e del comandante è tutto sommato piuttosto secondario. Già ho detto alla fine degli anni 40 e negli anni 50, nel silenzio della storiografia ufficiale, si sottolineava da una parte della storiografia il rapporto tra istituzione e popolo. Rispetto a questo il volume di Maier dà molta poca rilevanza al cosiddetto referendum, lo attribuisce a Ghelzi, al generale Ghelzi più che a Gandino, sottolinea un po' il ruolo di Pampaloni, ma è molto molto critico su quello di Apollonio. Erano gli anni 50, come dicevo prima, un momento in cui non si parlava della resistenza. Implicitamente Maier risponde, non fosse altro nella sua stessa persona, lui per 20 anni ha ricercato lo scopo e quindi ha ritenuto che si dovesse parlare in Germania e, meno male, grazie all'editore Gaspari anche in Italia, di Cefalonia. Negli anni 70, in reazione alla alla resistenza rossa, è ritornata alla resistenza militare, Maier risponde in un certo senso implicitamente quando dice sì, i militari italiani combattono in Germania, ma non è nemmeno che combattano così tanto. I caduti tedeschi sono poche decine, sono un paio di centinaia nelle sue cifre. Ecco, voi vedete che questo testo, che è di oggi, in qualche modo entra, anche non volendolo, in reazione, in rapporto, qualche volta anche in collisione con gli studi italiani. Quindi è importante conoscere la storiografia. Ma allora quale valore ha questo testo? Ho una serie di punti su cui vorrei soffermare la vostra attenzione. Intanto ci ricorda che Cefalonia geograficamente, storicamente, militarmente, in quegli anni, in quei mesi, ha un'importanza strategica.
E combattere o non combattere la Cefalonia fa un'enorme differenza in tutta la guerra del Mediterraneo, il che significa in tutta la guerra anche pro quota del nazismo in Europa. Un altro valore importante è che egli mette grande attenzione al sistema di ordini che vigeva nella Wehrmacht, e segnatamente agli ordini, ai cosiddetti ordini criminali, uno dei quali, è noto, fu quello di Hitler del 10 settembre, che afferma in maniera categorica che tutti i militari italiani che reagiscono con le armi saranno passati con le armi anche dopo che sono stati fatti i procedimenti. Quindi è in luce, è chiara l'impostazione nazista della guerra. Qui crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono la stessa cosa. Secondo elemento per cui il libro di Maier è importante, perché sia pur fuggevolmente ricorda agli italiani che l'Italia fu potenza occupante. Ci ha detto molto bene Fonzi oggi. Non posso qui leggere per ragioni di tempo una pagina che però segnalo alla vostra attenzione, la pagina 191, in cui spiega in sintesi che cosa aveva fatto l'Italia fascista fino al 1943 e i soldati che a Cefalonia anche si trovavano fino al 1943, fino all'8 settembre 1943. Solo due righe. Durante l'occupazione italiana delle isole Ionie furono arrestati, deportati o tradotti nei campi di concentramento italiani più di 3.500 abitanti delle isole Ionie. E via andare. Un'occupazione pesante, niente affatto l'immagine del film mediterraneo, no? Di Salvatore. Certo, rispetto alla guerra nazista all'est, rispetto all'Unione Sovietica, era altra cosa. La guerra nazista nazifascista all'Unione Sovietica era altra cosa, ma non è che fosse una guerra di occupazione così leggera. Quindi Maier questo ci ricorda. Ci ricorda anche, terzo elemento, che la Germania e le forze armate tedesche erano tutt'affatto che perfette. È un mito degli altri che le forze armate tedesche fossero perfette, è un mito anche tedesco, ma quello lo si capisce perché ci spiega di tante cose che non funzionano nell'apparato militare tedesco, anche solo delle forze operanti a Cefalonia. Si portano i semoventi che non possono muoversi, si portano i mortai che non hanno le piastre adatte, gli idranti che devono portare le truppe a mare sono costrette ad ammarare perché non hanno dei problemi, le radio non funzionano. Insomma, non è un esercito di prima scelta. In particolare il primo reggimento che è presente a Cefalonia, quello che sarà poi supplementato dalle truppe di Lanz, è un reggimento di, così definito in tedesco, indegni di portare l'uniforme. Quarto elemento per cui Maier mi pare importante. Noi abbiamo purtroppo assistito negli ultimi 20 anni, per le ragioni che non ho potuto ricordare qui, ma di cui ho parlato un po' a messe, di polemiche pubblicistiche e storiografiche, a mio avviso, a unico uso personale, cioè per guadagnare, per aver pubblicato un libro. Però una di queste ha riportato alla luce, perché niente si inventa da questa cultura storiografica, poco ci si può attendere di invenzione. Hanno ripreso il vecchio mito di Gandini traditore, ci ha spiegato molto bene De Paulis, che era cosa che era partita sin da subito, al primo procedimento. Ecco, rispetto a queste polemiche su Gandini traditore, Maier ci spiega implicitamente, perché non parla della storia italiana, militare italiana, e non controlla le fonti italiane, che insomma a loro modo gli italiani furono efficaci nel ostacolare, rallentare e anche nel combattere apertamente in parte questi tedeschi che gli indegni alla divisa di portare l'uniforme e invece gli esperti della guerra ai civili operarono a Cefalonia, perché non solo Lanz in generale sottovalutò
la capacità di resistenza italiana, ma addirittura dovette rallentare il suo piano per appunto la resistenza militare, la combattività militare, che è vero non era forse altissima in astratto, ma poi la guerra non si giudica mai in astratto, si giudica sempre sul concreto, su chi sono i soggetti che è di fronte. Già Giorgio Scià nel volume del 93 ci aveva spiegato che la divisione Api, che solo da alcuni mesi stava a Cefalonia, non era forse per le sue caratteristiche la divisione più combattente, ma in quel momento lì essa rallenta l'avanzata, ostacola l'avanzata. Sto parlando di Cefalonia, a Corfù potrei dire ancora di più in questo senso, ma mi limito a Cefalonia. Quindi non c'è nessun spazio per il vittimismo italiano l'8 settembre nel volume di Maia. La divisione Api combatte, e combatte poi tanto che basta per reagire e resistere e rallentare il piano tedesco. Un altro punto, sono ancora due punti particolarmente positivi, un altro punto mi sembra importante di questo testo. C'è tutta un'evoluzione della storiografia che non posso riassumere, dal fascismo che vuole essere tenuto fuori dal condominio del nazismo. Ora sembreremmo ad essere passati in una altra curiosa atmosfera in cui nazismo e fascismo sono la stessa cosa. Un po' anche la commissione italo-tedesca per varie ragioni è stata contaminata da questa. Ora è vero che sono alleati, c'è un nazifascismo, c'è un fascismo internazionale, ma è vero anche che i due casi sono molto diversi. E come storici non dobbiamo passare da uno all'altro. Allora, non sono due miti equivalenti, il mito della Wehrmacht pulita, che viene infranto potentemente a Cefalonia, è stato ricordato da tutti i relatori oggi, e non è questo mito equivalente all'altro mito della resistenza, al paradigma del popolo alla mano. E non è possibile equiparare il mito della divisione della montagna di Lanz e dell'ignoranza tedesca di quanto avvenne a Cefalonia con il mito di Cefalonia, perché sono due cose veramente assai diverse fra di loro. L'ultimo punto per cui il volume di Mayer è rilevante è che si parla di resistenza militare, come ho detto. Il termine è stato utilizzato con connotazioni e coloriture assai diverse nel corso dei decenni in Italia. Alcuni, molto recentemente, pur volendola riaffermare, la resistenza militare dei militari è la prima resistenza in Italia, finiscono per negarla, perché se andiamo a leggere i libri di Lusconi o di Elena Garros, vediamo che questi studiosi affermano che a Cefalonia si combatte perché tutti vogliono tornare a casa e quindi deprezzano. Dicendo questo intendono deprezzare, sminuire la cosiddetta resistenza dei militari, pur alzandola o tentandola di alzare rispetto alla resistenza partigiana, di fatto la sprofondano come in un gorgo. Non c'è scelta, ci dicono questi autori, negli ultimi 20 anni. E certo, in un paese in cui negli ultimi 20 anni tante scelte non sono state fatte, questa sembra la definizione giusta anche per Cefalonia. Dobbiamo tenere presente, come diceva Snake, il groviglio complicato tra l'oggi e ieri. Sono cose assai diverse. Perché, e concludo su questo concetto, due punti, perché della cosa più importante di questo testo, così ampio, così tecnico, certi versi anche un po' noioso, è che dovrebbe aiutarci a comprendere che non è tanto sempre solo importante la scelta degli italiani, che pure ci fu in quei giorni, ma essendo la guerra un fenomeno relazionale ed essendo una guerra totale, un fenomeno assai complesso, assai rilevante come ti considerano gli altri, non quello che fai tu, come ti considerano gli altri. E come considerassero gli italiani di Cefalonia, i soldati di Cefalonia, la Germania nazista nei suoi vari componenti, è molto chiaro. È chiaro già dall'8 settembre ed è chiarissimo al 10 settembre. Chi combatte verrà eliminato. Al massimo si fa una differenza, al massimo, fra ufficiali e sottufficiali di truppa.
i quali sottufficiali e truppa non sono però voluti dalla Germania nazista dalla propria parte, in virtù e a conseguenza di quel pregiudizio che ha una storia molto lunga. Maier, con fonti tedesche, ci spiega bene che i comandanti tedeschi, gli ufficiali tedeschi, non volevano i soldati italiani dalla propria parte, preferivano avere singoli fascisti convinti che reparti che sceglievano la parte tedesca. Riporta il caso di un generale in Grecia che sceglie la parte tedesca e italiano l'8 settembre. I tedeschi non lo vogliono. Allora non è solo importante la scelta, è importante come ti considerano nella situazione e come gli italiani di Cefalonia siano considerati, ripeto, equi. Cosa ci porta a concludere questo? Che la resistenza antifascista non esiste con la R maiuscola da sola. È, come mi pare 5 decenni di studi ci hanno portato a pensare, dal 45 sino al 2000, e il dizionario storico della resistenza di Collotti ne è una sintesi. Ormai dobbiamo parlare di resistenze al plurale, e c'è la resistenza antifascista partigiana evidentemente, ma c'è anche la resistenza militare come a Cefalonia, c'è la resistenza dei militari all'estero, c'è la resistenza degli internati militari. Il caso di Cefalonia e degli internati militari è molto, dal punto di vista della storiografia, è molto più vicino di quanto si possa pensare, di quanto possa dire. E poi c'è la resistenza dei civili, delle donne nei paesi. Allora, l'Italia e la resistenza italiana sono queste cose assieme. Se non si tengono assieme, se se ne toglie un pezzo perché, come nell'Italia bipolare o come in un famoso sketch, a mio avviso, straordinario del programma televisivo comico di qualche anno fa, ognuno fa quello che gli pare e ognuno si prende dalla storia il pezzo che vuole, è chiaro che la resistenza con la R maiuscola, se ne togli questi pezzi, non sta più niente insieme. Però la resistenza monarchica non la puoi scegliere lasciando da parte, come in Grecia ci ha raccontato molto bene Fonzi, la resistenza comunista, o viceversa. E sono queste cose assieme. E l'Italia del 43-45 è diversa dall'Italia bipolare. La resistenza non ha un solo padre, è unità di molte correnti ed è proprio nell'essere unità che impone ai nazisti, che impone alla Germania nazista e poi alla Repubblica filo nazista, Repubblica Sociale Italiana, di confrontarsi con un fatto storicamente nuovo e diverso rispetto ad altri paesi. Ecco, Krikauer ci ricordava che l'Italia non è la Germania. Ma se si esclude il caso, vorrei ricordarlo, sono banalità, ma forse dopo il caso sovietico, che certo ha alcune particolarità, e il caso jugoslavo, che ne ha altre, il caso sovietico c'è una sola resistenza, sostanzialmente appunto sovietica. Il caso jugoslavo sono sostanzialmente due resistenze, comunista e nazionalista eccentrici, che però si sparano tra di loro. In Italia queste diverse resistenze, di diversi orientamenti politici, cooperano. E questo è quello che teme la Germania nazista ed è questo per cui all'8 settembre, al 10 settembre, Hitler emana il suo ordine criminale. Cefalonia sta dentro questo, non può essere astratto da questo, non si può prendere un pezzo di Cefalonia. A mio avviso anche chi sostiene che a Cefalonia si combatte solo perché si voleva tornare a casa sbaglia enormemente a mettere quel solo, perché è anche quel solo, ammesso che fosse solo, è anche quel solo che spinge i tedeschi a temere che una piccola isola in mezzo al Mediterraneo, perduta di controllo, potrebbe pregiudicare la guerra nel fronte mediterraneo e quindi la resistenza della Germania nazista. I numeri, la battaglia sui numeri è stata a mio avviso importantissima, ma completamente sbagliata dal punto di vista storiografico, perché non fa una grande differenza se sono 11.000 o se sono 3 o 4.000, che comunque ci ricorda che in Canada è il più grosso crimine nei confronti degli italiani. È importante perché ci dà l'idea di quanta ricerca ancora dobbiamo fare, ma qualunque sia la cifra, il senso storico, ecco,
di quel resistere, con complicatissime dinamiche locali, i generali, i tenenti, i capitani, i soldati, indipendentemente da quelle dinamiche, era un ostacolo alla guerra nazista, era una resistenza alla guerra nazista, così era considerata dagli altri e così dovremmo rassegnarci a considerarla oggi. All'interno di tutto questo, credo, storiograficamente, forse da domani si potrebbe ricominciare, grazie anche a Lido Di Maio, grazie agli studi scientifici e grazie a tutta una serie di studi che sono ancora da farsi e che le istituzioni e le associazioni dovrebbero sostenere, se no che ci stanno a fare le istituzioni e le associazioni? Si potrà, mi auguro, studiare sempre meglio ciò che